La procura di Agrigento vuole vederci chiaro. I carabinieri hanno acquisito tutti i contratti di affitto tra il comune di Agrigento e i familiari di Alberto Re, l'imprenditore suicidatosi lo scorso novembre, nonché quelli relativi alle due ultime edizioni del Mandorlo in Fiore, in particolare quella del 2023 e 2024, ma al vaglio ci sarebbe anche il concerto di Achille Lauro del 2022 costato quasi 300.000 euro. Un'inchiesta allo stato attuale a modello 44, e cioè senza indagati, che diventa ancora più delicata per gli atti finiti al centro dell'attività investigativa. Nessun blitz, nessuna perquisizione, afferma il quotidiano Grandangolo, ma una delicata inchiesta coordinata dal procuratore capo Giovanni Di Leo, che ha inevitabilmente subito un'accelerazione nelle ultime ore. I carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento, guidati dal capitano Lorenzo Longo, hanno acquisito al comune di Agrigento la documentazione relativa alle modalità di concessione del piazzale Ugo La Malfa, luogo in cui si svolge il consueto mercato settimanale. Al vaglio di inquirenti e investigatori i contratti di affitto relativi al piazzale tra il comune di Agrigento e la famiglia di Alberto Re, l'imprenditore, ricordiamo, suicidatosi con un colpo di pistola nel novembre scorso. Tra la documentazione anche le istanze di regolarizzazione presentate dallo stesso Re al fine di utilizzare la piazza come sito da destinare a mercato settimanale. Le indagini però non si fermano a piazza Ugo La Malfa, ma puntano dritto anche alle due ultime edizioni del Mandorlo in Fiore, evento per eccellenza ad Agrigento. I carabinieri infatti hanno acquisito anche l'elenco degli organizzatori del biennio 2023-2024. Sull'argomento interviene Giuseppe Di Rosa del Codacons, che più volte ha sollecitato la questione con forti prese di posizione e denunce, e ha colto l'occasione per esprimere ancora una volta il suo pensiero riguardo alla gestione dei fondi pubblici. È indispensabile che la gestione dei soldi dei cittadini sia condotta con trasparenza e nel rispetto delle norme, ha affermato. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e faremo pressione affinché venga fatta luce su ogni irregolarità. I cittadini, conclude, hanno diritto di sapere come vengono impiegate le risorse pubbliche, soprattutto quando si tratta di eventi così importanti per la città.